Noi abbiamo le prenotazioni che a luglio e agosto in certe situazioni vanno anche all'80% di prenotazione dei posti a disposizione. Dati più che confortanti per la prima fonte economica del Veneto, soprattutto considerando quello che preannunciavano molti analisti del settore. Quando tutti dicevano che ci sarebbero voluti 3-4 anni per la ripresa turistica, io dissi che sicuramente per tornare agli anni record del 2019 qualche anno magari ci vuole, ma non sicuramente per la ripresa turistica. Richieste a tutti i livelli. C'è tanta richiesta di turismo veneto, nazionale ma anche internazionale. Quindi abbiamo un giugno ancora un po' ballerino, anche per effetto di questo Green Pass che deve ancora uscire in maniera, diciamo, ufficiale, anche se ufficiosamente è già stato definito, però luglio e agosto già le prenotazioni fioccano ovunque. E l'altro dato più che confortante arriva dall'estero per il nostro litorale. C'è tanta voglia di mare, quindi noi vediamo tanti austriaci, tedeschi o delle famiglie norvegesi che arrivano direttamente in auto e che vogliono venire nel nostro litorale. Tiene comunque la montagna, l'anno scorso vera protagonista delle ferie, mentre infine c'è attesa per città d'arte e siti particolari come le colline UNESCO. Ci sono delle aree, delle zone che tirano di più rispetto ad altre, però anche le colline di Conegliano e Valdobbiadene, quindi vedrete che anche qui avremo delle grandi soddisfazioni a breve.